Mancini, in piedi a voce alta, legge la dichiarazione con cui si impegna a dire la verità. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Si accomodi. Lei è l'assistente Antonino Leanza? Antonio Leanza. Dove è nato e quando è A nato? Maglie il 20/12/74. Ed è in servizio? Questura di Milano, ufficio prevenzione generale. Prego, pubblico ministero. Presidente, buongiorno. Che grado ha, scusi, Assistente capo. Assistente capo, buongiorno. Lei nel 2010, nel giugno 2010 dove prestava servizio? Questura di Milano, ufficio prevenzione generale. Ha detto alla volante? Esatto. Che volante? Caposcorta della volante Corsico generalmente. Il 5 giugno lei ha effettuato un intervento con riferimento a El Marouk Karima? Sì. Allora, riferisca al Tribunale, guardando il Tribunale, i fatti, come e perché fu allertato, innanzitutto l'orario e via. Allora, l'orario più o meno intorno alle 6 di mattina, noi avevamo fatto il turno di notte, era stata una notte piuttosto tranquilla. La centrale ha dato un intervento alla volante Genova in via Villoresi per una lite fra due donne. Io, che ero abbastanza vicino come zona, facevo la volante Corsico e non avendo altri impegni, ho comunicato alla centrale operativa che mi sarei avvicinato in ausilio ai colleghi. Nulla, siamo arrivati lì pochi istanti prima della volante Genova e c'era fuori dal pianerottolo, nel cortile, diciamo, sulle scale, una donna che se non sbaglio era seduta sulle scalinate. Scusi, assistente, la segnalazione era relativa a che cosa? A una lite fra due donne. A una lite fra due donne? Sì. Quindi? Siamo arrivati, ripeto, lì nel cortile interno, c'era questa donna che urlava, inveiva nei confronti di un'altra persona che sul momento non si riusciva a capire chi era, comunque era all'interno dell'appartamento Sitol al piano rialzato. Nulla, abbiamo calmato la situazione, la donna, che era una cittadina brasiliana se non sbaglio, ci ha detto che nonostante fosse la proprietà di casa, la sua coinquilina l'aveva buttata fuori di casa. Noi abbiamo contattato anche l'altra persona, che era El Marouk Karima, anche lei era in lacrime, continuava ad urlare contro quest'altra signora. Le abbiamo, diciamo, riportate più o meno la calma e niente, siamo entrati all'interno dell'abitazione per chiarire quello che fosse successo. Bene, allora nel frattempo era arrivata l'altra volante? Sì, è arrivata pochi istanti dopo di me. Benissimo, allora cominciamo a dire i nomi. Lei era insieme al suo autista, no? Esatto. Chi era? Agente scelto Cidronelli Luca. L'altra volante che è giunta sul posto era? Dal sovrintendente Ranalli Massimiliano e l'agente scelto Farchione Verino. Benissimo. Quindi quando arrivate in via Villoresi fotografate, nel senso metaforico del termine, questa scena, queste due donne che litigano, giusto? Esatto. Lei ricorda El Marouk Karima come si presentava? Sì, perché quando abbiamo bussato alla porta, ripeto, lei era all'interno dell'abitazione, si urlavano a vicenda Quindi lei era all'interno dell'abitazione con la porta aperta? No, la porta era chiusa, noi abbiamo bussato, lei urlava, diciamo, in direzione, sentivano le urla. Lei ci ha aperto, era completamente nuda, diciamo, era vestita solo con un paio di slip, un perizoma fra l'altro nel particolare. Sì? Ricorda il tenore, questo la ragazza, Sì. la El Marouk Karima. L'altra come era vestita, se lo ricorda? L'altra, se non ricordo male, aveva una gonna e una camicetta, se non sbaglio, sul bianco e nero dovrebbe Sì. essere. Siamo alle 6 di mattina del Sì. 5 giugno 2010. Esatto. Lei ricorda il tenore delle frasi che le due signore si scambiavano? Sì, offendevano reciprocamente, accusandosi entrambi di essere delle prostitute. Successivamente la Karima, fra l'altro, a noi diceva ma vi sembra possibile che una donna che dovrebbe avere in affidamento una minorenne come sono io e come affidataria, diciamo, la brasiliana, la picchia e la costringe a fare delle cose che non dovrebbe fare. Questo come all'inizio.
La minore le disse, allora innanzitutto la minore, voi identificaste Maru Karima? Sì, esatto. Vi dichiarò le generalità e vi disse di chiamarsi e di essere nata dove e quando? La data precisa non mi ricordo che dalle sue dichiarazioni si evinceva che fosse una ragazza minorenne. Minorenne, ma la nazionalità se la ricorda? Marocchina, se non ricordo male, ci disse. Marocchina. Allora la ragazza marocchina minorenne le disse: ma ti pare possibile che io sono stato affidato a lei e questa mi ha picchiato? E come precisò in che termini era stata affidata alla De Conceição? Mi scusi, non ho capito? In che termini? Precisò i termini di questo affidamento? Sì, ci disse che la questura l'aveva affidata alla signora. Le disse che la questura l'aveva affidata alla signora brasiliana, la signora De Conceição. L'avete identificata poi? Sì. Quindi conferma che questo era il nome? Sì, è quello che poi ha vinto dopo dalle comparazioni. Ascolti, presentavano delle ferite le due signore, le due donne? Guardi, sicuramente il Maru Karima aveva adesso non ricordo bene se dei graffi piuttosto che dei lividi sul corpo, sulla spalla, credo, e sulle braccia, qualcosa del genere. Tant'è vero che anche lei ci faceva vedere: guardi cosa mi ha fatto, e ci indicava i vari punti del corpo dove era stata ferita. Bene. Che cosa avete fatto poi? Che cosa è successo? Siete intervenuti, quindi trovate questa scena, mi sembra abbastanza agitata, quindi procedete all'identificazione? Sì, esatto. Considera che adesso, se non ricordo male, la cittadina brasiliana dai nostri terminali risultava avere un rintraccio per delle notifiche. Il rintraccio è un termine tecnico in cui la centrale ci dice che questa cittadina deve essere... si deve presentare in un ufficio di polizia piuttosto che per ricevere degli atti o consegnare degli atti. Mentre la cittadina marocchina, adesso non ricordo, mi pare che fosse sedicente, scusi. Quindi la domanda è: aveva o non aveva documenti la ragazza? Se non ricordo male non ne aveva. Non aveva documenti. Quindi che cosa fate? Lei Quindi sul momento la prima cosa che facciamo, chiaramente, essendo una ragazza minorenne che presenta delle ferite, facciamo intervenire un'ambulanza che trasporta poi la signorina, accompagnata dalla mia volante, da me, presso la clinica De Marchi, per essere visitata e curata. Mentre la cittadina brasiliana, avendo questo rintraccio a carico e dovendo procedere quindi alla corretta identificazione, viene accompagnata in questura. In questura la ragazza brasiliana, cosa che prima non aveva detto, ci riferisce, o meglio riferisce al sovrintendente Ranalli, di avere del dolore a un piede, se non sbaglio, una gamba, e quindi anche lei viene accompagnata in un ospedale. La minore portò con sé delle valigie, del vestiario? No, o meglio una borsa sì, però ne lasciò gran parte, c'erano altre 2 borse all'interno sue, e le disse: poi le prendo dopo, le prenderò successivamente. Ricorda se la ragazza aveva un trolley? Che ha portato al seguito? Che ha portato al seguito? Ma sicuramente una borsa o una valigia, adesso non mi ricordo precisamente, non trolley, ma penso di averlo specificato nel... Comunque non ha molta importanza, per la verità lei il 6/12/2010 disse che portò con sé, ne ricordo quello che lei ha detto, sia il trolley che la busta. Sì, portò con sé in ambulanza. Sì, che fra l'altro ci disse, adesso che ricordo, ci disse c'erano delle cose importanti o preziose. Ecco, appunto, lei si ricorda quali erano, se fece riferimento a queste cose? No, non controllammo all'interno della... Lei ricorda se aveva il cellulare? Il cellulare ricordo che lo lasciò in casa. Lo lasciò in casa perché all'inizio c'è stata una diatriba fra le due sulla proprietà di un cellulare. Lei, la Maru Karima, aveva un telefonino, la De Conceição ne aveva un altro, ed entrambe rivendicavano la proprietà del telefonino dell'altra. Benissimo. Quindi se lo sono scambiate lì sul posto. Poi, se non ricordo male, la Maru Karima il suo telefonino l'ha lasciato lì in casa. Giungete alla clinica De Marchi, mi pare di capire, con l'ambulanza e la volante. Sì. Va bene. La minore era sull'ambulanza? E anche il mio autista credo fosse sull'ambulanza. Perfetto. Sì, è una procedura standard, quando c'è una persona agitata facciamo andare Quando arrivate alla De Marchi, lei
assistente, ha avuto modo di riconversare con la minore? Sì, sì, sì. E può riferire al Tribunale l'oggetto di questa conversazione, i contenuti di questa conversazione? Allora, diciamo che la ragazza, che comunque si era calmata ma ancora era evidentemente un po' agitata, comunque un po' nervosa da quello che era successo, ci disse che la cittadina brasiliana la costringeva o la obbligava o la invitava ad avere delle pratiche sessuali con dei clienti da Conceição, che la El Marugu, scusate, diceva che faceva la prostituta, e che portando i suoi clienti in casa obbligava anche la ragazza minorenne ad avere più che dei rapporti, diciamo, degli atteggiamenti sessuali verso questi clienti. La invitava a spogliarsi, offrendole poi successivamente dei soldi o promettendole del denaro. Poi? Ricorda altro, assistente? Adesso non ricordo se nella clinica o all'interno dell'abitazione il Marugu Karima faceva sempre riferimento, senza entrare mai però nei dettagli, a una sua conoscenza particolare con un certo presidente, però di cui non ha mai fatto obiettivamente il nome e cognome. Diceva di avere dei rapporti, cioè, diciamo che tra l'altro, come posso dire, millantava questa conoscenza o queste conoscenze con un certo presidente, una persona importante. Millantare? No, quello Diceva. Diceva. Ecco, Diceva. poi lo stabilirà il Tribunale se millantava o meno, Benissimo. non lei. Ecco, in riferimento al rapporto con questo personaggio di cui non ha fatto mai il nome ma che definiva il Presidente, lo metteva in relazione alla situazione che si era creata il 5 giugno? Ma diciamo che lei ha fatto ha menzionato questo presidente in quella data e adesso non ricordo i dettagli precisi in cui ha affermato questo. Sì, ma qual era il contesto quando ha fatto riferimento al presidente? Perfetto. Cioè, qual è il contesto? Così di punto in bianco le dice perché io. Sostanzialmente, se non ricordo male, sì, nel senso che lei, quando stavamo parlando anche un po' noi sul momento non sapevamo chiaramente nulla, un po' come autodifesa o come personaggio da porre davanti a noi come persona importante, adesso non le so dire i termini precisi in cui. Ma materialmente questo dialogo dove è avvenuto? Iniziamo da qua. Fotografiamo la scena. Io credo che sia avvenuto in parte all'interno dell'abitazione e in parte alla clinica dei Marchi. Adesso non le so spiegare, non le so precisare se è avvenuto precisamente o meglio, al momento non mi ricordo se è avvenuto all'interno dell'abitazione o alla clinica dei Marchi. Io le ho domandato prima se la minore fece riferimento a questo personaggio definito il Presidente in relazione alla difficoltà in cui si trovava in quel momento. Lei è in grado di darmi una risposta ricordando quello che le disse? No, sì, lei disse che avrebbe potuto chiamare questo Presidente per farsi dare una mano. Adesso il motivo per cui me l'abbia detto, nel senso che il nostro operato prescindeva dalle eventuali conoscenze altolocate, quindi comunque non avrebbe cambiato il nostro modo di agire, al di là del. No, ma questo non. Io volevo sapere quello che disse la ragazza testualmente. Quindi disse quello che adesso ha riferito, esatto. Che avrebbe potuto chiamare sì, il Presidente in relazione a quella situazione. Sì, esatto. Ma aveva il cellulare per farlo? Alla clinica dei Marchi no. No. Bene, allora, fece riferimento anche a contesti, pratiche, circostanze che in qualche modo riguardassero questa persona definita il Presidente, oppure no? Se no lo dica. No. No, perfetto, infatti è coerente a quello che lei ha detto. Andiamo avanti, cosa è successo dopo? Siamo alla De Marchi. Ok. Avete questo colloquio confidenziale lei e la ragazza, sì. Poi che succede? Dopodiché io mi metto in contatto con il sovrintendente Ranalli, che era in questura, aveva già cominciato a redigere gli atti e aveva, credo, anzi sicuramente telefonato al pubblico ministero per sapere poi la destinazione, essendo una ragazza minorenne, quindi noi contattiamo il pubblico ministero presso i minori che ci dice insomma a chi affidare o come comportarci con questa ragazza, e il sovrintendente Ranalli mi ha fatto sapere che su disposizione del PM la ragazza veniva momentaneamente affidata a personale medico, sanitario lì dell'ospedale, e successivamente, quando avessero finito, diciamo, di prestare le cure a questa ragazza, avrebbero contattato il nostro personale
della terza sezione, immagino, della Questura di Milano per avere poi disposizioni in merito all'affidamento di questa ragazza, se doveva essere riportata in questura, piuttosto che le disposizioni del PM per i minori per il successivo affidamento. Quindi quindi appreso questo era già diventato, diciamo, un orario piuttosto, cioè avevamo in teoria già finito il turno di servizio, abbiamo chiamato su in radio perché ci mandassero una macchina che ci desse il cambio lì sul posto, e noi siamo rientrati a terminare la redazione degli atti. Quindi fu Ranalli, il suo collega Ranalli, ad avere il diretto contatto col PM minorile di turno quella sera? Credo proprio di sì, o lui o il nostro funzionario, ma credo lui. Comunque non lei. No, io non assolutamente. Ma fu Ranalli a riferirle le disposizioni comunque impartite dal PM minorile? Sì. Ecco, le può sintetizzare in maniera icastica, cioè quali erano? Le disposizioni erano di affidare la ragazza al momento al personale dell'ospedale, personale sanitario, e successivamente di trovarle una struttura di accoglienza per la ragazza, specificando in particolare che la ragazza non fosse riaffidata alla persona che risultava affidataria della ragazza, che era tale Minetti Nicole. Quindi inoltre c'era anche l'avvertenza da dare ai sanitari di riferire eventuali colloqui che potesse avere la ragazza lì all'interno della struttura in assenza del nostro. Insomma. Queste circostanze lei le ha versate in una notazione di servizio? Sì. Che è la notazione del 5 giugno 2010? Esatto. Lei poi ne ha fatta un'altra unitamente a Ranalli? Sì. Che è quella del 29 giugno 2010, esatto. È corretto? Esatto, sì. Poi ce ne spiegherà la ragione per cui sono due. Quindi le disposizioni lei le ha sintetizzate: trattenerla alla Di Marchi, affidarla ai medici, impedire i contatti con i terzi, all'atto delle dimissioni collocamento in una comunità, giusto? Sì. Non riaffidarla a signora Minetti Nicole. Ecco, ma da cosa risultava che la minore, che fino adesso il nome Minetti mi sembra che non l'avesse fatto, era affidata alla Minetti? Io chiaramente questo l'ho appreso quando sono rientrato in questura. Il sovrintendente Ranalli credo che sia andato a cercarsi delle annotazioni di altri equipaggi di giorni precedenti, adesso la data non me la ricordo, in cui risultava che la ragazza era stata affidata a tale Nicole Minetti. Lei ricorda la qualifica di questa signora Nicole Minetti? La qualifica intende la... Che professione svolgeva, se svolgesse, Guardi, se risultava una qualifica, se le fu comunicata? Guardi, mi fu comunicato che adesso la qualifica di preciso non me la ricordo, ma doveva avere un ruolo istituzionale presso la regione piuttosto che presso la provincia. Adesso non mi ricordo l'ente per cui aveva una carica istituzionale, diciamo, non ve la so riferire di preciso cosa facesse. Ecco, lei dice nel verbale di sommarie informazioni, e siamo a pagina 9 in fondo, sì. Non ricordo se fu il collega Ranalli o la nostra funzionaria commissario Capo Perna ad informarmi del profilo di questa Nicole Minetti, che era un consigliere regionale che aveva una qualche carica presso l'Unione Europea. Sì, confermo. Verbali di SIT di in che data? Allora sì, scusi. Sono le SIT del 6/12/2010 rese dall'assistente Leanza alla Procura della Repubblica, al PM. 6/12/2010. Conferma? Sì, confermo in pieno. Lei sa se vi furono dei tentativi di contattare, se vi furono dei contatti con questa signora Minetti che risultava l'affidataria formale della ragazza? Sì, non direttamente da me, credo dal sovrintendente Ranalli, che provò a chiamarla sul telefono e il telefono risultava irraggiungibile. Quindi la Minetti non fu ritrovata? No, non si riuscì a contattarla. Adesso non le so dire di preciso su che base, ma mi sa che doveva essere all'estero, adesso non so entrare nei dettagli. Credo che mi sia stato comunicato dal sovrintendente Ranalli piuttosto che dalla dottoressa Perna, adesso di preciso non mi ricordo. Su che base poi abbiano detto che era all'estero, no? Che era all'estero? Che era all'estero, però non le so dire. Poi lo chiederemo a Ranalli, perché è quello che ha avuto i contatti diretti. Senta, fu informato il dirigente dell'UPG dell'intervento su El Marouk Karima? Sì, sicuramente. Il dottor Morelli, no? Sì, sicuramente sì. È una prassi o si fece un'eccezione alla regola? No, è una prassi. Una prassi
Diciamo che quando ci sono degli interventi un po' più delicati, specie quando trattano di minori piuttosto che di reati gravi, che io sappia la mattina c'è sempre un, chiamiamolo briefing, fra i funzionari di turno e il dirigente in cui vengono spiegata l'andamento della notte, diciamo sostanzialmente. Quindi sicuramente, visto che fra l'altro era una notte piuttosto tranquilla dove non è successo nulla di particolare, diciamo che questo, che comunque trattava anche di una persona minore, sia stato riferito. Bene, assistente Leanza, la minore fu fotosegnalata, che lei ricordi, in quell'occasione, 5 giugno 2010? Credo di no, o se sia stata fotosegnalata è stata fotosegnalata successivamente, perché sul momento è andata direttamente in ospedale chiaramente per le cure, poi se sia stata fotosegnalata successivamente probabilmente avranno mandato persone della polizia scientifica lì in ospedale. Ecco, quindi questa parte però è una parte a cui io non... Comunque questa è la sua risposta, è probabile che l'abbiano Sì, è probabile che abbiano mandato, però le ripeto, io non ho contestazioni materialmente. Senta, lei informò i suoi superiori, lei quella sera ricevette questa confidenza nel senso atecnico del termine, questo discorso della minore che insomma sarebbe stata invogliata a svolgere attività di prostituzione dalla De Conceição. Lei informò i suoi superiori? Sì, sicuramente lo disse al sovrintendente Ranali, che era il mio superiore diretto in quell'intervento, essendo anche un ufficiale di PG. Credo che poi o io direttamente o il sovrintendente Ranali ne abbia fatto menzione al nostro funzionario, dottoressa Perna. Ecco, ma la minore circostanziò queste attività, parlò della De Conceição, della sua coinquilina, sì, padrona di casa, ma precisò chi erano i clienti eventuali, no, circostanziò i fatti? Disse che la induceva ad avere questo tipo di prestazioni, che se non ricordo male sostanzialmente non parlava proprio di atti sessuali diretti, ma più che altro di spogliarelli piuttosto che, diciamo, li localizzava dentro l'abitazione della Conceição, non parlava di altri luoghi dove possono Quindi, essere. Mi scusi Leanza, al di là del fatto che ci fossero atti sessuali cosiddetti completi, la minore disse che comunque nolente o volente si prostituiva? Sì. E in che cosa consistevano, per la precisione, le pratiche sessuali a pagamento? Perché la prostituzione è questo. Sì, lo specificò? Lei, l'unica cosa che specificò è che la costringeva a spogliarsi davanti ai potenziali clienti, non entrò in altri. Perché lei, nel medesimo verbale di SIT, dice, la Conceição, si chiama pagina 7, all'inizio di pagina 7, la Conceição faceva la prostituta di professione, sì, che spesso portava i clienti a casa e che in quelle circostanze la invitava a rendersi disponibile, la minore ovviamente, spogliandosi, ovvero accettando di farsi toccare. E che in corrispettivo di tale disponibilità è corretto? Sì, confermo quello che ho dichiarato nel bar. Quindi la minore le disse che si prostituiva, sì, sostanzialmente. Senta, la terza sezione dell'UPG fu informata di tutti questi accadimenti? La dirigenza della terza sezione? No, la terza sezione diciamo che tratta le pratiche che poi vanno. Ok. Sì. La dirigenza è un'altra cosa. No, la terza sezione avrà un dirigente, la terza sezione, no? Un funzionario? No, la terza sezione, il funzionario di riferimento è sempre il funzionario di turno, però la terza sezione diciamo che è un ufficio che tratta le pratiche, tipo la comunicazione notizie di reato, i vari verbali che entrano. La dirigenza, la scala gerarchica fu informata? Il nostro funzionario sicuramente sì. Perfetto, era questa la domanda. Senta, un attimo solo. Sì. Allora, torniamo un attimino alle indicazioni che furono date dal PM minorile. Lei ha già risposto in parte, diciamo. Con riferimento a Nicole Minetti, le risulta cosa disse esattamente, quale fu la disposizione del PM minorile? Perché lei nella relazione del 5 giugno è molto netto su questo. Tenga presente che la notazione del 5 giugno è scritta a due mani da me e dal sovrintendente Ranali, per cui io non ho preso direttamente contatto col PM dei minori, mi è stato riferito dal sovrintendente Ranali, su cui non ho chiaramente nessun motivo di dubitare, per cui lui mi disse che il PM aveva disposto che la ragazza non fosse assolutamente affidata alla signora Minetti. Ecco, per la precisione posso mostrargliela, signor Presidente? In aiuto alla memoria, prego, guardi pure la sua notazione.
conferma. Lei dice, lei e Ranalli dite, evitando, vado a memoria, in modo categorico l'affidamento alla Meti. Conferma? Sì, assolutamente. Sul momento mi sembrava anche piuttosto scontata una disposizione del genere. La domanda era perché? Quale fu la ratio di questa disposizione così netta e recisa, evitare in modo categorico l'affidamento a Nicole Minetti? Sul momento a me è sembrata una decisione piuttosto logica, perché se chiaramente una minore è stata affidata ad una persona, dopodiché questa minore viene trovata in un altro contesto, con la situazione che si era creata intorno, e la persona affidataria non era presente, non era assolutamente rintracciabile, credo che sia scontata la decisione di non affidarla in maniera categorica a quella persona, perché ha già dimostrato di non essere in grado di accudire la persona. Lei poi si recò in questura quella sera? La mattina, dice? La mattina, sì, scusi. Sì, una volta che mi è arrivato il cambio lì alla clinica dei Marchi, io sono andato in questura per redigere gli atti col sovrintendente Ranalli. E lei ricorda cosa eventualmente disse, se disse qualcosa la signora De Concessao Michel in riferimento all'affidamento della minore? No, io non Quando vi trovavate, in via Villoresi o in questura? In via Villoresi lei ci disse che non era lei la persona affidataria della minore, ma che lei la ospitava semplicemente, perché la minore era in realtà affidata ad una sua amica. Credo che abbia fatto il nome Nicole, però non glielo posso... E disse che professione faceva? L'amica. L'amica? Sai che non me lo ricordo, credo di no, comunque non a me direttamente. Lei muove una contestazione, cioè le Prego. ricordo dal medesimo verbale, sì, ricordo che la De Concessao disse che non era lei l'affidataria della minore, ma era una sua amica a nome Nicole, che quest'ultima era una persona importante in vista. Sì, può essere, sì. E poi? Vado avanti, che cosa le disse in via Villoresi la De Concessao? No, Cerchi di ricordarsi su questo punto, per cortesia. Ma a me direttamente la De Concessao... mi ha detto che era affidata ad una sua amica, che lei la ospitava semplicemente. Sinceramente non ricordo di preciso altro. Lei, uso lo stesso verbale, ricorda in quella circostanza, sentito dal PM, ricordo che la De Concessao disse anche che lei ospitava la minore su richiesta di questa sua amica Nicole, e mi pare che precisò anche che sin da subito dopo l'affidamento di Elmar Uccarima alla Nicole, la minore era andata a vivere a casa sua, ovvero a casa della Concessao in via Villoresi, dove avvenne l'intervento. Sì. Per la precisione e per la correttezza anche verso le difese, in primo luogo verso il Tribunale, di quest'ultima circostanza non sono sicuro al 100%, anche se mi sembra che sia proprio così, ovvero che furono queste le parole della De Concessao. No, la confermo, ripeto, sicuramente la memoria del momento in cui ho rilasciato quelle deposizioni è più... Dopo averci riflettuto, confermo assolutamente, sì. Senta, lei poi è estensore, insieme sempre al suo collega Ranalli, della nota del 29 giugno 2010, cioè quasi un mese dopo, 20 giorni dopo quella del 5 giugno. Come mai ha ritenuto? Prego. Probabilmente per colpa nostra, ma noi questa nota non l'abbiamo trovata. Cioè c'è agli atti, io l'ho presa dagli atti, ho il fascicolo scannerizzato, se volete ve la consegno prima, se c'è un'obiezione. No, giusto per averla... Leggetela, che poi però mi serve per... Posso, signor Presidente, innanzitutto dargliela e chiedere un attimo di fargliela leggere? Prego. Vediamo se ce n'ho un'altra copia. No. Io l'ho tratta dagli atti. Posso fare la domanda? Allora, come mai avete ritenuto di fare questa seconda nota, Leanza? Allora, Dopo 20 giorni circa. sì,
A me l'ha comunicato il sovrintendente Ranalli che era necessario fare un seguito di annotazione, come lo chiamiamo noi in gergo tecnico, in cui spiegare meglio le circostanze in cui si erano svolti i fatti, entrare più nei dettagli. Chi gliel'aveva chiesto? Mi perdoni? Lo dovrà chiedere. A me l'ha comunicato il sovrintendente Ranalli, per cui non sa a Ranalli eventualmente? No, sicuramente lui potrà rispondere. E quali erano i profili che avrebbero dovuto essere approfonditi attraverso questa seconda nota? Più che altro approfondire la descrizione dello stato dei luoghi quando siamo intervenuti noi lì in via Villoresi. Ecco perché lei, vado a memoria, nella prima nota dice a soqquadro. A soqquadro, esatto, entrare nei dettagli sul significato, diciamo, del termine a soqquadro. E lo esplichi quindi? Noi abbiamo spiegato che l'abitazione per soqquadro si intendeva con i vestiti, un generale disordine, tipo gli avanzi di cibo nella cucina, nel lavabo, tipo delle deiezioni di un cane di piccole dimensioni che credo fosse di proprietà da Consensao, che erano presenti in tutta l'abitazione. Dentro? Sì, all'interno, sì, nel corridoio piuttosto che in camera da letto e in bagno, che gli armadi che risultavano aperti contenevano dei vestiti gettati alla rinfusa all'interno, la presenza di due borsoni o due trolley, adesso non ricordo, in un angolo, come si chiama, una scopa piuttosto che un mocio buttato per terra, diciamo un generale disordine dell'abitazione. Parli bene al microfono, si avvicini un po'. Comunque, voi non faceste una perquisizione? No, assolutamente, non avevamo nessun presupposto. Non avevate nessun motivo. Ascolti, questo è un primo profilo di approfondimento che risulta dalla comparazione delle due annotazioni. Poi qua vi è, nella seconda, in quella del 29 giugno, vi è una specificazione sul tenore letterale delle frasi intercorse fra le due ragazze, cioè tra la maggiorenne e la minorenne, veramente. Posso rammostrarle col permesso del signor Presidente? In aiuto alla memoria? Prego. Sì. Sì. È a sua firma, lo sì, preciso. Sì. Due ultime domande. Tenore letterale delle frasi, se può essere più preciso. Si accusavano reciprocamente di essere delle prostitute. Diciamo che la Marug, rivolta alla da Consensao, le diceva, aperte virgolette, sei una puttana, e la da Consensao in risposta le ribadiva, tu sei pazza, la puttana sei tu. Riferimento più specifico e quindi diverso dalla prima nota agli atti sessuali che avrebbe compiuto a pagamento la minore. Esatto. Quali erano? Che la invitava, quando lei la da Consensao portava dei clienti in casa, la invitava, dietro chiaramente un compenso economico, a spogliarsi in presenza di questi clienti. E qui dice, mi sembra, la minore a praticare attività sessuali con i suoi clienti, a spogliarsi in loro presenza promettendogli un guadagno economico. Queste fotografie... L'ha già detto però sì, questo. Sì, Presidente, sì, ha ragione. Queste fotografie le ha fatte lei? Io no, assolutamente. No, insomma, la squadra? No, assolutamente. Non se lo ricorda da dove vengono, se furono scattate in quell'occasione? Non vedo neanche la foto da qua, scusi. Si è autorizzato? No, sicuramente non abbiamo fatto, no, perché noi sul posto non abbiamo fatto nessun tipo di foto. Può essere che siano delle ferite che mi abbia mostrato la Elma Rub lì in abitazione piuttosto che in ospedale. Non ho altre domande, adesso mi servo di concludere in esito ai controesami. Un momento solo. Buongiorno, scusi. Buongiorno. Un momento solo, avvocato. Prego. Prego, la difesa per il controesame. Sì. Un'unica domanda. Volevo sapere se nell'occasione di questo intervento, in questa vicenda, qualcuno si rivolse a lei
per chiederle se la minore doveva essere affidata o consegnata a qualche persona in particolare, o se lei sa se in questo senso ci fu un qualche intervento nei confronti di altre persone che insieme a lei si sono occupate della vicenda. No, nessun tipo di... no. L'unico riferimento che abbiamo fatto noi, tra l'altro non personalmente ma al sovrintendente Ranalli, è stato col pubblico ministero per dei minori. Grazie, nessun'altra domanda. Io ho brevissime precisazioni. Allora, la prima è... Dovete parlare al microfono perché mi segnala che non si sente bene, o più forte. Posso? Allora, due precisazioni. Dunque, la prima è, lei ha detto che la Karima parlava di una conoscenza col Presidente. Le riferì altro con riferimento al Presidente? No, non fece... solo che poteva, cioè diciamo lei presentava la figura di questo Presidente come una persona influente che potesse aiutarla, non so in che termine, non so in che... Quindi non le raccontò se aveva avuto frequentazioni di vario genere col Presidente, per intenderci le notizie giornalistiche che poi sono apparse? No, quello io l'ho preso diciamo, successivamente dagli organi di stampa. Lei ci disse che poteva eventualmente fare riferimento a questo Presidente, ma non è entrato mai nei dettagli, né gli è stato chiesto perché non ci serviva a noi personalmente. Diciamo. Secondo punto, con riferimento alle dichiarazioni che sostanzialmente accusavano la De Consensao di indurla ad attività che poi ci ha spiegato di spogliarello e quant'altro, lei ebbe ad informare i suoi superiori gerarchici? Sì, sicuramente, ne parlai col sovrintendente Ranalli, che era, ripeto, il mio superiore gerarchico lì presente sul posto, e chiaramente insieme poi rappresentammo queste accuse rivolte dalla El Marouk Karima alla Da Consensao, al nostro funzionario. Ripeto, quando noi accompagniamo delle persone in questura piuttosto che presso una struttura e sono, diciamo, nello specifico sono persone minorenni, facciamo sempre riferimento all'ufficio coordinamento in cui è preposto un funzionario e un ispettore, per cui gli rappresentiamo anche sempre i motivi per cui procediamo a determinate attività che possono essere l'accompagnamento in ospedale piuttosto che l'accompagnamento in questura per identificazione piuttosto che qualunque altro tipo di procedura. Lei ne parlò anche con la dottoressa Perna di questa situazione? Sì, è il mio funzionario di turno. Io personalmente, adesso non ricordo se io personalmente o il sovrintendente Ranalli, ma penso che eravamo insieme su nell'ufficio di coordinamento. E cosa le disse in quell'occasione la dottoressa Perna? Ma nulla in particolare, noi informiamo di quello che facciamo. Ma la dottoressa Perna fece qualcosa? Prese qualche iniziativa? Al di là del fatto, credo, questo però lo dico per intuizione, che ne abbia parlato poi successivamente nel famoso briefing che si tiene la mattina con il dirigente, o che ne abbia informato direttamente la squadra mobile, credo di sì, anzi la squadra mobile credo che l'abbia informata, ma è una procedura piuttosto standard, insomma. A parziale aiuto alla sua memoria, sì. Siccome lei dice credo di sì, allora lei nel verbale, è sempre il solito verbale del 6/12/2010 delle dichiarazioni rese, lei a domanda del pubblico ministero risponde: sì, riferì tutti questi fatti alla dottoressa Perna. La dottoressa Perna mi disse anche che con riferimento all'eventualità che la minore fosse oggetto di induzione alla prostituzione avrebbe provveduto ad informare personale della squadra mobile, esatto. Cosa che poi in effetti fece, atteso che mi trovavo nello stesso ufficio nel momento in cui la dottoressa Perna telefonò al funzionario di turno della squadra mobile, che mi pare fosse il dottor Anania o Anania. Sì, confermo, Anania. Quindi sì, lei confermo, sì, ero presente lì nell'ufficio quando lei, adesso non ricordo se fui io in prima persona a parlare alla dottoressa Perna o il sovrintendente Ranalli, perché in ufficio siamo andati insieme. Comunque ero presente quando la dottoressa Perna informò il dottor Anania, insomma, di quanto avevamo noi accertato e quanto ha preso più che accertato sul posto. Ma questa circostanza, chiamiamola per intenderci, seppur impropriamente di induzione o di pretesa induzione alla prostituzione, ne fu informato anche il pubblico ministero minorile? Quello non glielo so dire io in prima persona, perché io non parlai col pubblico ministero per i minori. Non si ricorda Ranalli se le disse qualcosa sul punto?
Del particolare dell'induzione alla prostituzione non ricordo, ripeto, per intuito dico di sì, però io personalmente non ho parlato col pubblico ministero per i minori, non ricordo precisamente che Ranalli mi abbia detto ho informato, credo di sì, ripeto, mi sembra abbastanza logico che l'abbia fatto, però non ricordo precisamente, mi ha detto ho informato il pubblico ministero dei minori anche delle affermazioni che ha fatto El Mahroug Karima. No, le dico questo, siccome lei prima aveva fatto una considerazione, cioè aveva detto le disposizioni del pubblico ministero dei minori mi sembravano ovvie attesa la situazione in cui ci eravamo trovati ad operare. Sì, no? Ma questo a prescindere dall'eventuale induzione alla prostituzione, nel senso che se una persona minore viene affidata ad un'altra persona e successivamente si scopre che la minore litiga comunque, scusate il termine, ha fatto a botte con un'altra persona che non risulta essere l'affidataria, di cui l'affidataria non è presente sul posto, quindi non potrebbe accudire alla minore come gli è stato, diciamo, disposto dal Tribunale per i minori, immagino che buon senso voglia escludere questa persona affidataria dal continuare ad avere in affidamento la minore. No, perché per quel che può valere, poi per carità chiediamo a Ranalli, sia ben chiaro che la domanda va fatta a Ranalli, però lei sempre nella sua audizione che ha reso davanti al pubblico ministero dice che il collega Ranalli mi informò che aveva notiziato il pubblico ministero dei fatti. Sì. Quindi nei fatti lei non include, non è sicuro che ci sia questo episodio, insomma, mi sembra di capire. No, io non lo ripeto, non credo che, per fatti intendo quelli oggettivi, cioè le dichiarazioni eventualmente più che fatti sono delle considerazioni o delle affermazioni della El Mahroug. I fatti sono che hanno litigato, i fatti sono che continuano a litigare in nostra presenza, che ci fosse la situazione in casa di completo disordine, che ci fossero delle ferite o delle asserite ferite della El Mahroug Karima. L'affermazione della Karima che fosse indotta a prostituirsi più che un fatto è una considerazione, un'affermazione della non è un fatto da poco, insomma. Diciamo, sì, no, sicuramente non è, come devo dire, non è una situazione concreta, cioè, se uno mi dice ho ucciso una persona non è come se io lo trovo col coltello in mano, per quello, per intenderci. Vabbè, comunque sia, chiederemo a Ranalli, io ho finito, grazie. Vuoi completare? Una domanda. E la minore quella sera parlò di Lele Mora. Lei questo nome l'ha mai sentito? No. In quelle circostanze? No. Grazie. Grazie, può andare. A voi.